Una buonasera cari telespettatori e telespettatrici. Come promesso, eccoci a raccontare un po' quella che è l'attesa, perché ormai manca veramente pochissimo alla Dunata Nazionale di Rimini, che avrò il piacere di raccontarvi in diretta dal capoluogo romagnolo. E per raccontare l'attesa abbiamo scelto una sede, la sede degli Alpini di Udine Sud, con il presidente Pascolo che è alla mia sinistra. Lo ringrazio per l'ospitalità, anche perché avremo rappresentate praticamente tutte le sezioni del Friuli Venezia Giulia. Allora, capogruppo, come sta attendendo questa data, che poi tra l'altro è stata anche rimandata a causa pandemia? Ma io sono molto onorato di esserci ancora qui. Sarà forse la mia adunata a Udine, ovviamente, perché insomma i miei anni ci sono. Siamo pronti per partire e per aspettare la gente da fuori con molta buona volontà di fare solo del bene e basta. Senta, a Rimini in quanti andrete? Ma noi come gruppo siamo in pochi quest'anno, perché dove dovevamo andare le parrocchie non ci hanno dato la possibilità di usufruirne, perciò siamo un po' dispersi quest'anno, ma penso come gruppo una trentina ci sono. Senta, le adunate non sono tutte uguali. No, le adunate non sono tutte uguali. Dobbiamo dire il vero che l'adunata di Udine, non perché noi siamo friulani, siamo di Udine, è sempre la migliore. C'è tanto lavoro, sarebbe meglio farla fuori, che è meno lavoro e ci si diverte, ma siamo onorati che hanno deciso Udine e noi ci saremo. Quindi lei ha già con la testa al prossimo anno. Dove ha fatto l'alpino? Io ho fatto al battaglione logistico Giulia, ho fatto diverse caserme, ho fatto del 71 all'80 alla Goi Pantanale, dove ho subito il terremoto dei morti che abbiamo avuto nella caserma Goi Pantanale. Lì è stata una cosa che non dimenticherò mai, vedere questi ragazzi. Che ricordi ha? Tristi. Un aneddoto, c'era un artigliere, mi sembra, che era entrato fuori, che era vivo. Quando è uscito gli ha messo il flebo dentro, sì, nelle macerie, è uscito, abbiamo chiamato i genitori abruzzesi, è morto lì. E lì è stato un disastro. Senta, parliamo di cose un po' più liete. Il Covid ha rotto abbastanza le scatole, perché evidentemente anche le vostre attività sono state azzerate, no? Certo, ha fatto 2 anni di blackout, fermi, solo andavamo come tutti gli alpini, non solo noi ma tutta Italia, su Alfiera a fare volontariato per le vaccinazioni e quant'altro. Avevamo qua noi fatto per 10 anni consecutivi Focolare Alpin, centro anziani, fatto sul territorio. Martedì prossimo ricominciamo dopo 2 anni di pausa e abbiamo 15-16 colleghe, diciamo, della mia età, che vengono, che c'erano 2 anni fa e non vedono l'ora di iniziare, perché abbiamo tutti bisogno di una cosa, di un rapporto. Che adesso si era un po' spento. Molto, molto. Allora Pascolo, io ti ringrazio, e adesso, prima di sentire un certo Guido Aviani, lei conosce Guido Aviani? Sì, lo conosco. Chi lo tiene quello? Chi lo tiene? Forte, forte. Guido Aviani tra l'altro sarà con me a commentare la Dunata degli Alpini a Rimini, quindi saremo fianco a fianco come vuole la tradizione. Però adesso, prima di Aviani, voglio proporvi un servizio che ho realizzato a Villuzza di Ragogna, dove proprio domani mattina 2 alpini sui 50 anni, 45 anni, non importa, partiranno appunto in bicicletta alla volta del capoluogo romagnolo. 3 giorni di corsa in bici, 330 km percorsi, ma guardate, gustatevi queste due penne nere, che tra l'altro hanno deciso di addobbare anche il caschetto da ciclista con una penna nera.
Mancano poche ore alla partenza per Rimini di Renato Molinaro e Claudio Bassi. Allora, Molinaro, il caschetto che vediamo con questa penna alpina ci dice che sarete protagonisti della prossima Dunata degli Alpini. Partite domani. Domani mattina alle più o meno 6:30 all'alba, quindi partenza da Villuzza, direzione Chiarandis, vicino a Fagagna e poi giù fino a Chioggia. Faremo 3 tappe, la prima a Chioggia, la seconda a Ravenna e la terza a Rimini, in 3 giorni praticamente. 330 km, ma chi ve lo fa fare? Ma è quasi una sfida, è venuta fuori così per scherzo, una sera a cena abbiamo cominciato a dire ma proviamo a farla, vediamo se siamo ancora in grado a 50 e passa anni e adesso sarà, con domani vedremo se ce la faremo. Claudio Bassi, chi sta davanti? Sta lui perché come fisicamente è più allenato e anche più giovane, quindi io mi metto a ruota e cercherò di sfruttare la scia. Dove ha fatto l'alpino? Alla caserma Piave come artigliere da montagna. Che ricordi ha? Bellissimi, bellissimi perché per me è stato un anno fantastico e lo rifarei adesso. Correva l'anno? 1988. La bici è un po' più da bersagliere. Beh, veramente la bici per me è una scoperta perché comunque io l'ho presa su da pochi anni perché ho sempre giocato a calcio. Adesso fisicamente ho dei problemi e quindi per muovermi ho scoperto la bici che assieme anche a Renato abbiamo fatto dei giri assieme, abbiamo cominciato questo percorso. Renato, che cosa vi porterete al seguito? Ovviamente tutta l'attrezzatura sportiva. Beh, sì, per tutta l'attrezzatura e chiaramente partiremo il primo giorno molto leggeri, solamente con uno zainetto e un piccolo cambio e poi arriveranno al seguito i nostri accompagnatori che ci incontreremo a Ravenna e lì ci porteranno tutto il necessario, insomma. Quindi, questi 3 baldi giovani chi sono? Questi qua sono i nostri sostenitori che ci hanno supportato in questa iniziativa e non solo a livello economico ma soprattutto a livello morale. Ecco, voi evidentemente affronterete 300 rotti chilometri, ma siete dei ciclisti insomma, allenati? Boh, insomma, non allenatissimi, però pensiamo di essere in grado di riuscire a portare a termine questa piccola impresa. E allora, grazie per questa testimonianza a questi 2 amici di Villuzza e di Ragogna e di Fagagna. Allora, Guido Viani l'abbiamo preannunciato prima. Intanto la domanda di Paroni che pone dopo non so quante adunate. Che adunata è quella di Rimini? È la Dunata della rinascita, perché dopo 2 anni di clausura forzata e dopo anche aver slitato appunto la nostra adunata qui a Udine, ci ritroviamo finalmente uniti dopo 2 anni, credetemi, di ambascia, di non sapere che cosa sarebbe stata della nostra adunata di questo momento, che è il momento più bello, è l'apice proprio della vita associativa, l'adunata nazionale. Finalmente ci ritroveremo, purtroppo non tutti, perché questo Covid ha minato fortemente le file degli alpini più anziani, molti di loro non ci saranno, ma ci saranno idealmente. Ecco, io dico, li porteremo nel cuore, sfileranno accanto a noi, sono purtroppo tante le penne nere che sono andate avanti, perché gli alpini non muoiono mai, vanno avanti, ci aspettano il più lontano possibile nel tempo lassù, nel paradiso di Cantore. Allora Guido, tu parlavi di alpini, non a caso, secondo me, questa adunata si tiene nel giorno della festa della mamma. Sì, noi alpini abbiamo tutti, come tutti noi, abbiamo una mamma. Tu sai la passione che io ho per la storia, l'ho studiata tanto, ovviamente quelle delle 2 guerre mondiali, la storia degli alpini, una matrice comune degli alpini che sono partiti per le guerre lontane e anche per le missioni all'estero. La mamma nel cuore. Quante volte ho visto sul cappello inciso "mamma ritornerò" o sulla gavetta, e ne abbiamo trovata una proprio in Albania, sul Golico, col nome della mamma ritorno, Elvira. Ecco, la festa della donna, la donna madre di alpini, sposa di alpini, sorella.
e tutti i nostri soldati, in particolare gli alpini in queste missioni in guerra, purtroppo in pace, portano la mamma nel cuore. Che ruolo hanno avuto le madri con gli alpini? Beh, le madri sono sempre state fonte di ispirazione e sicurezza. Io penso nella Grande Guerra, quella combattuta qui sui nostri monti, quando gli alpini scrivevano a casa, cominciava sempre così: cara mamma. Cara mamma, ti scrivo per sapere come andavano le cose, le piccole cose delle faccende domestiche, la vita del focolare e gli animali. Però questo denominatore comune, la mamma, non al papà. Ecco, la lettera è indirizzata non al babbo, ma alla mamma. Cara mamma, ti scrivo. Senti, che cosa farai il giorno della Dunata? Beh, il giorno della Dunata si divide, tu sai, in due momenti principali. C'è il momento conviviale, quello in cui noi andiamo alla ricerca dei nostri amici, quelli con cui abbiamo condiviso 12 e più mesi. E poi c'è il momento apicale, che è la sfilata. La sfilata è un momento di dimostrazione dell'unità del nostro corpo. Perché ricordiamoci che è vero, siamo un'associazione combattentistica d'arma, però siamo molto di più, siamo riusciti a trasformarci. Vorrei ricordare l'impegno profuso dagli alpini in congedo, ma anche a quelli in armi, nella vita civile, nella vita sociale, in occasione, tu sai, delle calamità naturali, ma non solo, le calamità naturali sono dei momenti particolari, ma io penso alla vita civile, quello che gli alpini fanno nella quotidianità, a partire magari dal rancio per i ragazzi nelle scuole, la visita nelle scuole per raccontare la storia d'Italia, cosa che io faccio con alcuni membri della sezione ANA di Cividale e non solo. Mi presto ad andare spessissimo in scuola, anche a Gorizia, non solo, anche in giro per tutta Italia. Quindi, la quotidianità fatta anche di aiuto spicciolo, la solidarietà, e quindi ecco che la sfilata è un momento per ricordare sì la nostra storia, certamente, ma ricordare anche tutto l'impegno che noi diamo a favore della collettività come segno tangibile di pace, per ricordare un momento che è stata la guerra, che purtroppo la stiamo vivendo qui vicino, sugli stessi posti dove i nostri alpini combatterono circa 80 anni fa. Ecco, sì, siamo associazione combattentistica d'arma, ma siamo anche un'espressione meravigliosa della nostra società che vuole dare un segno di pace, contribuendo con le nostre possibilità a rendere questa società migliore. E allora, grazie a Guido Aviani, noi adesso andiamo in pubblicità, chiudiamo qui questa prima frazione dello Scrigno e un saluto alla mia operatrice Chiara Miscoria. Seconda parte dello Scrigno dedicato alla Dunata di Rimini, con chiari riferimenti a quello che succederà il prossimo anno a Udine. C'è un certo Dante Soravito De Franceschi che è già in piena azione, o sbaglio? Certo, siamo pronti, siamo preparati, vogliamo che Rimini sia la rinascita, vogliamo che Rimini abbia dopo 2 anni questa bella Dunata, e mi auguro che molti alpini, ma molte famiglie partecipino a questa bellissima kermesse, che è una festa di popolo, quindi di amicizia, di allegria e di riconoscenza per coloro che hanno lavorato, per coloro che hanno fatto sì che questa Dunata di Rimini San Marino si potesse fare. Presidente, chi sono questi ragazzi così ordinati, non so quanto spontaneamente? Questi qui sono i miei ragazzi, i miei consiglieri della sezione ANA di Udine, che ringrazio per tutto il lavoro che fanno, che svolgono, per il bene della sezione ma per il bene dei gruppi, perché loro rappresentano anche diversi gruppi, ne hanno 5, ne hanno 6, ne hanno 7 ogni consigliere, noi abbiamo in totale 114 gruppi, pertanto sono suddivisi con i miei consiglieri. Ecco, possiamo spiegare il passaggio della stecca a Rimini? Cioè, dal punto di vista proprio della forma, cosa succede quel giorno? Succede che alla fine, verso le 20, passata la sezione bolognese-romagnola, che è la sezione che organizza questo evento, sfileremo anche noi con il gonfalone del comune di Udine
il vessillo, i consiglieri, che ovviamente andranno a prendere questa stecca, cioè questo passaggio che termina la Dunata di Rimini, e cominceranno i lavori per la Dunata di Udine. Tesoro Vito, lì cominceremo a dire adesso è iniziato il conto alla rovescia. Nel senso che ormai sono già 4 anni che noi stiamo lavorando a questa Dunata. Lì ovviamente è l'imprimatur, cioè questo passaggio della stecca indica appunto che la sezione bolognese-romagnola ha terminato, e quindi ci dà incarico a noi di lavorare per ovviamente effettuare la nostra Dunata, la Dunata del Friuli Venezia Giulia, che deve essere una Dunata anche questa di rinascita, nella speranza che questa pandemia abbia veramente a finire e che si possa veramente ritornare alla normalità, e che si possa veramente gioire su questa Dunata, ma non solo a Dunata ovviamente, per tutte le cose che gli alpini e le associazioni di volontariato e quant'altro riescono a fare, lasciando da parte mascherine, lasciando da parte gli hub dove ovviamente ci dobbiamo recare per i vaccini, per i tamponi e così via, o per aiutare le persone che hanno bisogno. Allora voglio presentarveli uno a uno. Consigliere, prima scherzavamo perché ricordiamo una puntata di qualche anno fa, ricordami nome e cognome. Marco Bortolot. E rappresenti? La zona collinare, Fagagna, Moruzzo, Colore di Montalbano, quella zona lì. Dove hai fatto l'alpino? In brigata a Udine. Brigata? Di brigata, sì. Alla di Bran però. Senti, un ricordo positivo e negativo del periodo di Naia? Ma ricordi positivi ce ne sono tanti, perché comunque è stata una lezione di vita che meriterebbero anche molti giovani di avere a tutt'oggi. Situazioni negative, quando siamo giovani arriviamo lì e dobbiamo affrontare tutte le difficoltà che poi piano piano anche insieme ai nostri compagni, anche gli ufficiali e quelli che sono in caserma ci aiutano a superare. Lei? Lucio Favero, consigliere della zona di Udine. È la sezione più... cioè lei quanti alpini rappresenta? Io rappresento 8 gruppi della città. E la risposta secondo lei a Rimini come sarà? Speriamo positiva, siamo un po' in ritardo per certi discorsi, come diceva il Presidente, però credo che i miei gruppi siano presenti. Favero, questo è un cappello vissuto. Questo è il mio cappello vissuto, mi è stato dato nel settembre del 75, io ho avuto l'onore e il piacere di essere al battaglione Tolmezzo, e quindi tornando sulla domanda che hai fatto al mio amico Bortolot, la cosa più triste è il terremoto, perché l'ho fatto, e la cosa diciamo migliore è che si è rafforzata la nostra amicizia. E quest'uomo che ha delle connotazioni quasi da Giuseppe Verdi, no? È del battaglione Tolmezzo anche lui. Come ti chiami tu? Nicoletti Ampelio. Ampelio. E tu invece chi rappresenti? Rappresento Parian di Prato e Campoformido. Che cosa vuol dire essere alpini nel 2022? Bisogna darsi da fare, vedere, fare e seguire i gruppi più di tutto. L'ultimo giorno di Naia te lo ricordi? Sì, in treno, con la tradotta, venire giù da Venzone, siamo arrivati in stazione a Udine e di lì siamo partiti. Che tipo eri quando portavi la divisa? No, tranquillo, non ho mai avuto problemi. Neanche dormire dentro ogni sera. E questo lo conosci? No, mai visto prima. Presentamelo tu, va. Rosso? Alessandro. E da dove arrivi? Chi rappresenta quest'uomo? È nuovo, appena entrato. Vedi? No, te l'ho chiesto apposta perché... E quindi Alessandro, tu invece? Io rappresento i gruppi di Torsa, Pocenia, Aquilei e Cerviano del Friuli. Bassa piena? Bassissima piena, anche se non sono della bassa comunque. Da dove arrivi? Da Talmassons. Si fa quello che si può per gli alpini per aiutare. Medio Friuli, quindi... E lei invece con questo bel colorito? Eraldo Battistutti, rappresento il nord, i gruppi da Mozzo fino a Chiusaforte, coordinatore anche per Ponte Malborghese Tarvisi. Senta, a Chiusaforte e quindi... come era soprannominata la caserma Chiusaforte? Ma Chiusaforte non aveva problemi perché era la Zucchi, quella che era soprannominata era Ugovizza, che era la Tana del Lupo. Perché era chiamata la Tana del Lupo? Ma probabilmente per chi la comandava. Non si scherzava. Un mezzo lupo. Un mezzo lupo. Lei è pronto per la Dunata? Assolutamente sì, Adriano Morituzzo, vicepresidente vicario della sezione di Udine, e rappresento i 7 gruppi del Codro Ipese. Sono addirittura 7? Sì. Non solo del capoluogo?
Non solo di Codroipo, ma Codroipo, Sedegliano e Varmo. quanta gente circola in quei gruppi? E in questi 7 gruppi siamo in 800, oltre 800. Un paese. Solo Codroipo ne fa 420. Buonasera. Buonasera. E lei invece? Mauro Iacolutti, rappresento i gruppi di Lauzacco, Percotto, Pavia di Udine e Mortegliano. Ecco, anche nonostante la pandemia voi vi siete tenuti comunque in contatto, no? Beh sì, con le dovute distanze, però sì, chiaramente telefonicamente o incontrandoci così ci siamo tenuti in contatto sicuramente. Cosa ha fatto l'alpino lei? In brigata Udine. Si diceva un tempo che chi lavorava in brigata non stava malissimo. Ma io effettivamente ho fatto poco in brigata perché suonando con la fanfara, quindi ero sempre in giro. Quindi... Che strumento suonava? Il bombardino. Se le dico il maestro Costa? L'ho visto un po' di anni fa, per me è ancora un grande. Quante uscite facevate all'epoca? Beh, di preciso non so, comunque tutta l'estate eravamo fuori. Non ha mai pensato di dire mi fermo? No, effettivamente no. Adesso col senno di poi un pensierino lo farei. Dimmi caro. Ho dimenticato che sono anche referente per Bertiolo, perché altrimenti quelli si incavolano. Hai fatto benissimo. Un saluto anche agli alpini di Bertiolo, grazie, bravo. E tu invece? Hermes Bergamasco, rappresento i gruppi del Manzanese, Manzano, San Giovanni Tisone, Medeuzza, Villanova del Liutino e Dolegnano. Inoltre in seno al Consiglio sono responsabile della Commissione Sport, seguo lo sport, portiamo i nostri atleti in giro per l'Italia ai vari campionati nazionali. Ecco, c'è magari qualcuno che vuoi citare, un ragazzo che ci ha fatto... No, sono tutti bravi. Rimini? Rimini siamo pronti. Quanti andate giù? Ma dai miei gruppi saremo una 70. Pensate di dormire dove? Avete già programmato? Tutti in albergo. Tutti in albergo perché Rimini offre questa possibilità anche con prezzi abbastanza buoni. Insomma, ecco. Grazie allora anche al rappresentante dell'ANA per il Manzanese e vedete là il coro Picozza di Carpacco si sta preparando e quindi ritengo che fra pochi istanti avremo il piacere di sentire canti rigorosamente alpini. Prima però di andare in pubblicità vorrei lanciare un'intervista che ho realizzato con il presidente di un motoclub che organizza la festa della Zavorrina. Sapete che cos'è? La Zavorrina in gergo motociclistica è la persona, uomo o donna che sia, che sta dietro a chi conduce la motocicletta. Succede il 14 e 15 di maggio a Santa Marizza di Varmo, quindi chiudiamo la seconda parte con questa intervista. Sono con Giampaolo Tammaro, presidente del motoclub Freerider Spirits di Varmo. Che cosa succede, Giampaolo, il 14 e 15 maggio prossimi? 14-15 maggio prossimi è stata organizzata una festa che ritengo sia la prima nel suo genere, perché è la prima festa che dà praticamente onore alla cosiddetta Zavorrina, che tecnicamente è quella che affettuosamente definisce il passeggero della moto, che generalmente è definita Zavorrina, ma ci sono anche uomini che vengono chiamati comunque Zavorrini, ed è la prima festa nel suo genere organizzata in stile su 2 giorni, in uno dei quali verrà proprio eseguita una serie di prove per eleggere la Zavorrina dell'anno e Casco d'Oro 2022, che sono 2 prove diverse che penso che siano particolari e piacevoli. Senta, ma la Zavorrina per distinguersi cosa dovrà fare? Per distinguersi non posso rivelare più di tanto, perché sennò rischierei di svelare quelle che sono le prove che verranno fatte fare, però diciamo che sicuramente non sarà una cosa che valuterà la bellezza, nel senso che saranno prove prettamente tecniche su quello che è la tecnica da Zavorrina, perché chiunque vada in moto e porta Zavorrine sa che comunque anche la Zavorrina deve avere la tecnica, perché dà più stabilità alla moto avendo tecnica, perciò insomma la Zavorrina è una parte fondamentale del gerimoto e deve sapere seguire il biker nei suoi movimenti. Non è banale come può essere passeggero in una macchina. Ecco. Si parte da Santa Marizza di Varmo, ci si iscrive il 14 e 15 di maggio e proprio a Santa Marizza di Varmo, e il tragitto è di quelli importanti, impegnativi.
Il tragitto sarà circa un 110 km, poco più o meno, insomma, e sarà un tragitto che partirà alle 11:30 da Santa Marizia, appunto davanti alla sede dove si farà la festa, davanti alla nostra sede. Avrà 2 tappe, diciamo, turistiche e una enogastronomica. Si concluderà alle 17:30. La prima tappa sarà ad Aris, dove verrà fatto la visita guidata di Villa Autelio Savorniana e del vicino acquario. Da lì dopo un'ora e mezza si ripartirà per Palmanova, dove si dovrebbe, tempo permettendo, visitare la galleria di Contromina del Rivellino veneziano e il Museo della Grande Guerra, in caso di maltempo il Duomo. Dopodiché si prosegue per un agriturismo di Precenico, dove sarà offerto un piccolo rinfresco ai partecipanti prima di rientrare al posto diciamo, della sede dove c'è la manifestazione. Ribadiamo, ci si iscrive quel giorno. Assolutamente, il 14 e il 15, l'iscrizione del 14 vale per entrambe le giornate, perciò se uno dovesse iscriversi il sabato 14 varrebbe anche l'iscrizione per il motogiro del 15 e ovviamente chi si iscrive il 15 vale stato per la giornata, però l'iscrizione è unica per entrambe le giornate, cioè se uno che si iscrive al sabato può partecipare anche alla giornata della domenica. Grazie a Giampaolo Tamaro, presidente del motoclub Free Riders e Spirits, che ci ha spiegato che cosa succede nei prossimi 14 e 15 maggio. Grazie a voi e buona giornata a tutti. Ed eccoci con la terza parte dello scrigno. Siamo entrati nella sede degli Alpini di Udine Sud e come preannunciato, eccolo qua, il coro Picozza che arriva da Carpacco. Vado dalla maestra che ha tantissima voglia di essere intervistata, tanto che mi aveva detto comincia col presidente, ma a me piace andare anche, le scalette sono meravigliose, però è bello essere anche spontanei. Poi lei mi presenterà il presidente. Questi ragazzi sono facilmente governabili? Sì, sono molto facilmente governabili, un po' di meno prima dei concerti, però sono agitati? Sono un po' agitati, sì, soprattutto per lo scaldamento, il riscaldamento della voce. Senta, stasera cosa ci fate sentire? Facciamo qualche brano della tradizione alpina, inizieremo con Val Alpin e niente. Dov'è il presidente? È proprio qua, Michele Bello. Allora, il cognome l'ha aiutato nella sua vita? Un pochettino. Ma io lo sapevo. Sì. Dove ha fatto l'alpino lei? A Sterzing. Quando sono sceso dal treno c'era scritto solo Sterzing, Vipiteno, Alto Adige. Buono latte la sua, Sì, anche allo yogurt, sì. Correva l'anno? 92. Senta, il marchio è semplice ma immediato. Perché si chiama Picozza? Osti, niente, abbiamo detto che dovevamo, quando 20 anni fa siamo riuniti per fare il coro e dovevamo dare un nome montanaro e alpino, e o scarpone o il cappello alpino, e siamo caduti sulla Picozza. Quel signore là suona la fisarmonica? Sì, lui. Perché ogni volta lui compare e mi ricordo, perché mi piace, lo faccio in tutte le mie trasmissioni. È rimasto chiuso, aveva una smart fuori da Telefriuli, una roba meravigliosa. Adesso scusate, ma presidente, dimmi la verità, ma tu quella macchina ce l'hai ancora? Appena venduta. Quindi non ti ha dato altri problemi? No, mai. Solo quella sera? Sì. È stata una roba molto dinamica. Quindi maestra, iniziamo con? Val Alpin. Sogna
Molto bene. Capogruppo, allora, fuori mi dicono che è in preparazione la polenta, o sbaglio? Sì, sì, polenta e frico. Sono i giovani del gruppo, i meno vecchi. Da quanti giovani ci sono? Lei ha un vivaio importante qui a Udine Sud. Stiamo lavorando per loro, che prendono le nostre tradizioni e il nostro futuro, perché dobbiamo prima o poi lasciare zaino a terra, speriamo più tardi possibile, però il gruppo deve andare avanti, allora dobbiamo dare l'esempio noi anziani prima per poter avere un domani un ritorno coi giovani. Adesso io mi alzo e vado da questi due signori ai quali chiedo se nella bellissima Trieste ci sono sedi così belle. Visto che abbiamo due vicepresidenti, vorrei partire da Mauro. Intanto buonasera e un saluto a tutti e anche i vostri telespettatori. La vostra sede quanto è vecchia, quanto è vissuta? Beh, noi quest'anno stiamo compiendo, anzi abbiamo appena compiuto i 100 anni da quando è stata fondata la sede di Trieste, per cui siamo nel pieno del nostro centenario e stiamo cercando di raccontare tutte le nostre storie anche nella nostra città di mare, che naturalmente ha un trascorso notevolmente diverso ai nostri amici friulani. Trieste non era una città di leva alpina, pertanto tutti gli alpini di Trieste sono volontari, appassionati, amanti della montagna, che hanno cercato di portare questa loro passione anche nel compimento del proprio dovere quando è stato fatto il servizio militare. Andiamo dall'altro vicepresidente, le chiedo intanto quanti pensate saranno gli alpini che arriveranno a Rimini? Ma quanti non lo so, saranno una cinquantina circa. Il Covid ha lasciato un segno, quindi noi siamo piccoli come sezione, un po' atipici visto lo standard delle sezioni alpine del nostro paese, però ci siamo, quindi cerchiamo di partecipare, vediamo un po' cosa succede. Senta, e poi andrò a conoscere, anzi a intervistare anche altri rappresentanti di altre sezioni. Il buon Dante Soravito, in tempi non sospetti, quando si è cominciato a capire che Udine poteva ospitare la Dunata Nazionale, ha sempre parlato, sì, è a Udine, però sarà organizzata con tutte le mani degli alpini del Friuli, Venezia, Giulia. Voi ci sarete ovviamente. Noi ci saremo, daremo il nostro contributo. Gli alpini sono divisi in sezioni, in gruppi, ma sono un corpo unico, quindi dove c'è bisogno noi ci siamo, tanto di più nella nostra regione. Grazie ai due vicepresidenti della sezione di Trieste. Vado un attimo da Soravito, perché so per certo che mi deve fare un richiamo. Quale, caro Soravito? Io so che tu hai fatto il servizio militare nel gruppo Udine del Terzo da Montagna e mi domando, visto che è considerato che sei tu che fai sempre le domande, perché non porti il cappello? Ecco, tra l'altro mi ha già blindato la... No, sì, lo troviamo in vista di Rimini. Anche la signora, venga un attimo, venga 2 secondi. Il buon Soravito, perché io patteggio e chiedo scusa, mi ha fatto la sua stessa domanda. Lei mi può aiutare? Io te l'ho già detto sul Bernadia che il cappello deve stare sempre a portata di mano. Perfetto, quindi io chiedo scusa e quindi lei mi assolve? Madonna. Perfetto. Ma chi ste volte, Chi ste volte? Io ti assolvo se a Rimini vieni giù col cappello. Prometto che troverò un cappello alpino con l'aiuto... devo trovarlo. No, l'ho promesso. Dov'è Guido? Tu mi aiuti, no?
Non vorrei aiutarti. Ecco, mi raccomando, vogliamo vederti in diretta a Rimini, ma col cappello alpino. Terzo da montagna, gruppo Udine. No, promesso. Senti, che effetto fa sentire gli amici di Trieste dire sarà la dunata che sarà organizzata a Udine, ma con tutte le mani delle varie sezioni regionali? Beh, questa è una bellissima cosa, al di là che, come ha detto, siamo una grande famiglia, la grande famiglia alpina, e quindi abbiamo bisogno delle mani di tutti, che siano di Trieste, che siano della Carnica o di altre parti del Friuli Venezia Giulia. La dunata del Friuli Venezia Giulia del 2023 a Udine deve essere ricordata per la grande manifestazione che assieme riusciremo a fare. Presidente Del Negro, vieni un attimo, tu rappresenti quanti gruppi? 11 gruppi, tra cui è importante segnalare il gruppo dell'8° Reggimento Alpini, che è il secondo in Italia. Il primo è nato all'Aquila all'interno del 9° Reggimento, e questo è nato invece all'8° Reggimento Alpini di Venzone, dove ci sono quasi 800 militari in servizio e quasi 200 sono iscritti in questo nuovo gruppo. È venuto anche il presidente nazionale Sebastiano Favero all'apertura della sede che abbiamo fatto l'anno scorso, e quindi è una bella... Noi abbiamo 1024 iscritti, non siamo grandi, però riusciamo a fare 2 grandi manifestazioni: il raduno del Gemona che abbiamo fatto il 2 e 3 di aprile, il 9° raduno, e faremo il 24 e 25 settembre a Venzone il 3° raduno del battaglione Tolmezzo, che è l'unico battaglione ormai rimasto tra quelli storici dell'8°. Senti, nella polvere del sisma del 76 c'erano anche gli alpini. Soprattutto c'erano gli alpini. Ricorderemo un po' in anticipo i 29 alpini che sono rimasti sotto il crollo della caserma Goi di Gemona, e quindi tutti gli anni vengono ricordati, e questa volta ne ricorderemo il 30. E poi c'è da dire che noi in qualche modo andiamo sempre avanti, e penso, come diceva il presidente di Udine, che la giornata di giovedì 11 maggio del 23 sarà la giornata dedicata proprio ai cantieri di lavoro, quindi dopo l'alzabandiera a Udine in Piazza Libertà si andrà a Gemona, e quindi tutta la giornata si farà a Gemona. Oltre al ricordo degli alpini caduti, si farà anche il ricordo di tutti quelli che sono migliaia e migliaia che sono stati ad aiutarci nel 1976 dopo il terremoto. E con Del Negro avete visto, comincia a mostrarsi quello che sarà il programma del 2023 della Dunata Nazionale. Io torno dal coro di Carpacco, coro Picozza. Maestra, cosa sentiamo adesso? Monte Canino. Quel lungo treno che andava al
Molto bene, grazie al coro Picozza. Noi ci fermiamo qui, andiamo in pubblicità e torniamo qui perché abbiamo da mostrarvi tante cose qui dalla sede degli Alpini di Udine Sud. Quarta parte dello scrigno. Presidente Blanzan, ci siamo visti nella sede di Tita Coppetti nel capoluogo carnico. Oggi ho pensato di chiamarvi a raccolta proprio per raccontare le vostre emozioni in vista di Rimini. È chiaro che quando si partecipa a un'annata del genere le emozioni sono tante. Noi prevediamo di andare giù un 500-600 alpini su 2090 che siamo effettivi e di conseguenza poi quest'anno c'è la cerimonia su a San Marino anche e quindi è ancora molto più emozionante. No? Cosa succede a San Marino? A San Marino sabato mattina ci saranno le varie cerimonie, l'alza bandiera, scoprimento di una lapide, l'onore ai caduti al monumento di San Marino e dopodiché fino all'una poi si scende giù a Rimini di nuovo per le altre cerimonie. Senti Blanzan, come è vissuta l'alpinità in Carnia? L'alpinità in Carnia è vissuta molto bene, è sentita molto, infatti abbiamo parecchi anziani, ultra ottantenni ancora, che si prestano a lavorare, a dare una mano, a portare il cappello con orgoglio. La vostra attività come pandemia a parte? La nostra attività è la protezione civile che lavora per tutta la comunità della Carnia, poi ultimamente abbiamo fatto una raccolta di generi per Croazia che abbiamo raccolto lì nel centro di Ucraina? Ucraina, sì, no, Croazia. In centro di Tolmezzo come 15 quintali di viveri che abbiamo dati alla Croce Rossa esclusivamente per la Croazia. La Croazia. Non importa, pensiamo anche alle comunità, ci sarà purtroppo anche là qualcuno che avrà bisogno di qualche genere alimentare. Allora io vado dal presidente Uoco della sezione di Cividale. Ti chiedo, ma Laviani che figura è? Laviani sappiamo tutti, intanto è uno storico, anche se è un po' estroso, no? Anche se è un po' estroso e lui è della sezione di Cividale ma collabora con tutte le sezioni del Friuli Venezia Giulia e con tantissimi gruppi delle sezioni stesse. Ecco, io ho avuto la fortuna di raccontare, mi ricordo bene la data, 20 gennaio dello scorso anno, il museo appunto della Grande Guerra. Avete fatto ancora dei passi avanti? Abbiamo fatto senz'altro dei passi avanti, sono stati recuperati ancora qualche locale e aspettiamo, perché è in atto, che inizino i lavori per ripristinare il piano superiore in modo che il museo si possa ancora più ingrandire. Senti, il plastico, il trenino funziona ancora? Funziona benissimo, infatti è è oggetto di visita da parte dei bambini piccoli che li abbiamo tutti i sabati a Cividale lì. Senti, la trincea? La trincea anche quella è un particolare del museo molto apprezzato perché rispecchia proprio una scenografia originale dove ci fu poco prima di Natale, nella notte di Natale anzi, ci fu una tregua fra i due contendenti, diciamo così, per recuperare i feriti e i cadaveri. Senti, i numeri dicono in vista di Rimini? Come hanno detto i miei colleghi, senz'altro sarà per motivi sempre della pandemia, sarà senz'altro speriamo di no, diciamo le previsioni è che sarà una adunata un po' sottotono, però noi poi ci faremo a Udine il prossimo anno. Quindi facciamo un po' di allenamento in vista del 2023. Ma siamo sempre allenati noi. Soravito, noi dobbiamo anche ricordare che nei giorni scorsi c'è stato un provvedimento legislativo importante che riconosce, io direi finalmente, ufficialmente, proprio gli alpini. Certo, alcuni giorni fa il Consiglio regionale ha approvato la proposta di legge della solidarietà e il sacrificio agli alpini. Quindi un qualcosa di molto importante per noi, ma per quello che
hanno fatto i nostri predecessori, i nostri avi, i sacrifici che hanno fatto purtroppo durante le guerre, ma il riconoscimento è fatto anche all'ANA per quello che ha fatto, sta facendo e farà, sia nelle calamità naturali o nei terremoti o ultimamente nella pandemia che purtroppo stiamo vivendo già ormai da 2 anni, nella speranza appunto che vada a cessare o diminuire questo momento. Quindi io ringrazio ovviamente i promotori di questa legge e ringrazio tutto il Consiglio che ha approvato questo disegno di legge. Quindi quando uscirà sulla Gazzetta regionale diventerà legge della Regione. E a proposito di ringraziamenti, così non ci dimentichiamo, dobbiamo ringraziare gli amici del Coro Picozza. Ovviamente io devo ringraziare la maestra prima di tutto, ma ringraziare tutti i componenti, sia per la bravura, perché sono veramente bravi, ma anche per la grande disponibilità che danno alla sezione, ma a chi chiedono il loro contributo canoro nelle varie manifestazioni. Quindi grazie anche per questa serata che avete fatto sì che sia veramente molto ma molto importante. Grazie a tutti quanti. Grazie, lo facciamo anche un applauso al Coro Picozza. Scusa. Maestra, atto terzo, cosa sentiamo adesso? Da Udine siamo partiti. Da Udine siamo partiti, da Bari siamo passati, Durazzo siamo scesi, in Grecia destinati. Ci tocca di partire con la tristezza in cuore, lasciando l'amorosa con gli altri a far l'amore. Ci tocca di partire con la tristezza in cuore, lasciando l'amorosa con gli altri a far l'amore. La Grecia terminata, a Udine siamo tornati, che tosto per la Russia noi siamo destinati. E partiremo ancora con la tristezza in cuore, lasciando l'amorosa con gli altri a far l'amore. Motorizzati a piedi, la piuma sul cappello, lo zaino affarellato. L'Alpine è sempre quel. Molto bene. Maestra, quante volte vi trovate per provare? Noi ci troviamo una volta a settimana, il martedì a Carpacco, la sera dalle 9 più o meno alle 10:30. Senta, quanto è difficile rinnovare il repertorio, anche perché ci sono dei must, no? dei punti fissi nelle canzoni alpine. Sì, ci sono dei brani che comunque sono importanti per portare avanti la storia e la memoria degli alpini, e il repertorio si trova repertorio contemporaneo anche per coro, quindi bisogna solo lavorarci un po'. Che cosa ci fate sentire adesso? Adesso la Montanara, un must. Fra l'astre lunghe che
Bene, grazie al coro Picozza, chiudiamo qui questa parte, pubblicità, tra poco. Quinta parte dello scrigno. Allora, prima di parlare con gli amici della sezione di Palmanova, con il presidente Padovan e con il presidente emerito Ronutti, volevo il colonnello Cecorulli, dov'è? Venga, venga. No, siccome no, è un uccellino mia. Lei è in quiescenza da non tantissimo. Sì, dalla fine dell'anno. Lei che origini ha? Mio padre è marchigiano e mia mamma è di Cormons. Senta, lei ha vissuto l'estero e come? Direi piuttosto. Dall'ultima esperienza sono stato un anno in Libia, precedentemente ho fatto il Kosovo, l'Iraq, 2 volte in Afghanistan, in Libano, anche sono stato in Etiopia e ho lavorato all'Unione Africana. Senta, quindi lei è comunque abituato a oltrepassare i confini. Come guardano questo cappello alpino all'estero? Beh, sempre con molto affetto e con molto rispetto. La nostra presenza all'estero, quando avviene con le nostre insegne, ha un altro peso, sicuramente. Senta, prima Guido Viane diceva gli alpini non muoiono, rimangono sempre alpini e vanno avanti. Lei adesso è in pensione, cosa fa adesso in tutto questo tempo libero? Guardi, la mia famiglia è piuttosto impegnativa, io ho qua che canta con me il mio quarto figliolo e di conseguenza... Me lo può indicare? Eccolo qua. Sicuramente no. Senti, come si chiama? Daniele. Bellissimo nome, eh? Una roba, guarda, tuo padre, anche tu, ma qua siamo circondati da... Senti, ma questa è una domanda che volevo fare, ho detto, il primo che mi capita, a casa, avere il papà che ha portato la divisa, è severo come quando mette le persone sull'attenti? È un vantaggio, uno svantaggio? Daniele? Diciamo che la mamma comanda di più. È la fine. No, bisogna dire che le mogli dei soldati, se non sono dei bravi comandanti a casa, quando noi siamo via, non mettono nelle condizioni la famiglia di essere al pezzo. Ecco, senta colonnello, però una volta c'erano le lettere, era difficile quando tu partivi in missione
adesso abbiamo dalla nostra la tecnologia. Certo, allora ci sono molti, ormai i sistemi tecnologici che ci permettono di essere in collegamento con le famiglie sono molteplici. Io sono partito dal Kosovo che avevamo appena quelle tessere telefoniche che ci permettevano di collegarci, per poi arrivare, mi ricordo 2011, in Afghanistan, che anche mio papà, che in quell'anno ha fatto 80 anni, me lo sono visto una sera sul monitor che mi chiamava con Skype. E mi ha guardato e ha detto, vedi che avevo ragione io, non poteva averla vinta lui. Per cui bello tignoso. E si è fatto il collegamento Skype. Grazie, buona pensione. Grazie Daniele. Allora, Presidente Padovan, intanto mi presenta lei Ronutti. Chi è Ronutti? Che cosa rappresenta per questo simbolo? Ronutti, Gigi, per tutti noi, rappresenta un grosso e grande pezzo di storia della sezione alpini di Palmanova. Gigi ha fatto oltre 16 anni di presidente ed è stato, credo, senza mancare di rispetto a chi lo ha preceduto, il presidente che più ha incarnato lo spirito alpino nella sezione di Palmanova. Lui è riuscito a trascinare la sezione in tante attività in Italia, all'estero, con il suo modo semplice di fare, coinvolgente, riuscendo a raggiungere obiettivi che per me rimangono impensati e irraggiungibili. Prima, quando il colonnello parlava delle sue missioni, pensavo a Ronutti, alle missioni tue e dei tuoi fratelli all'estero, no? Sì, perché avevo il Cotolengo che aveva diverse nazioni e poi la Viarte, ci ha fatto anche 3 anni a San Pietroburgo in Russia tramite un missionario Pellizzari di Feletti. E poi avevamo tutte, purtroppo, le cause che succedevano, terremoti, robe varie. In quella volta con l'amicizia riuscivo a prendere la gente, insomma, con le ferie più di tutto, perché devi pensare che a formare una chiesa a 8 km da Bucarest eravamo in 30 alpini. La maggior parte della sezione di Palmanova, ma anche qualcuno dell'altra sezione ci dava una mano. Presidente, come vi state organizzando in vista della adunata del capoluogo romagnolo? Ci stiamo organizzando con vari mezzi, c'è chi raggiungerà Rimini in corriera e si fermerà lì qualche giorno, c'è la maggioranza che arriverà la domenica per la sfilata, c'è poi la nostra fanfara e il nostro coro che saranno a Rimini e si esibiranno il sabato nei concerti sia allo stadio che nelle varie chiese di Rimini. Quindi una sezione che avrà un numero importante. Certamente il Covid, come è stato detto in precedenza, incide perché più di qualche nostro socio che ha qualche anno non parteciperà perché non si sente ancora sicuro per poter partecipare a manifestazioni del genere. Comunque in tutti c'è l'entusiasmo e la voglia di ritrovarsi finalmente dopo 2 anni alla nostra festa che è la Donata Nazionale. Grazie allora al Presidente in carica della sezione ANA di Palmanova e al Presidente emerito Ronutti. Io vado da questa parte, imbocco questo corridoio e trovo Paolo Verdoliva della sezione di Gorizia, che non è solo. No, buonasera a tutti, a te Daniele e ai telespettatori di Telefriuli e grazie per averci invitato a questa serata. Sono con uno dei 2 vicepresidenti della sezione, Flavio Sefin, è qui con me questa sera a presentare la nostra sezione di Gorizia. Senti, a sentire prima i canti, poi queste testimonianze, poi questo colonnello che sembra sia ancora in caserma, che pensieri si fanno seduti così su una sedia? È sempre un'emozione stare, soprattutto una voglia di ricominciare. Dopo 2 anni di pandemia, devo dire la sincera verità, ci mancava il ritornare insieme, lo stare in compagnia, passare una serata qui come abbiamo passato negli anni scorsi quando ci chiamavi alle trasmissioni in vista della Donata Nazionale. Quest'anno andiamo a Rimini, saremo sicuramente contenti e soddisfatti perché ci mancava la Donata e soprattutto ci stiamo preparando per la grande adunata del prossimo anno, come è stato già richiamato dal Presidente di Udine e dagli altri Presidenti che mi hanno preceduto. È una adunata che ha avuto il sostegno di tutte le sezioni ANA
del Friuli Venezia Giulia, quindi ognuno poi farà la sua parte rispetto a quelli che saranno gli impegni che verranno portati avanti nella 4-5 giorni del prossimo anno, ma non solo, perché ci saranno anche delle iniziative che verranno organizzate aspettando la Dunata. Per quanto riguarda la mia sezione, il prossimo anno compiremo 100 anni della fondazione, quindi avremo anche questa importante ricorrenza. Senti Paolo, io ho avuto il privilegio di raccontare quel grande raduno triveneto degli alpini di Gorizia del 2016 e la Dunata Nazionale della Giulia. È ancora nel cuore e nella mente di tanti. Quando andiamo in giro per il Triveneto e non solo a fare le riunioni tra presidenti o tra sezioni, è ancora ricordato con molto piacere. E ricordo anche quanto te e quel ragazzaccio lì, Aviani Fulvio, avete fatto per raccontare in maniera molto importante quella 3 giorni veramente fantastici che abbiamo potuto vivere a Gorizia, veramente una città a Gorizia che è proprio impregnata di valori alpini, vista la presenza che c'è stata a Gorizia importante del 9° reggimento, è nato a Gorizia nel 1921, e del 3° reggimento artiglieria alpina col gruppo a Udine dal 26 al 43. Quindi noi abbiamo avuto una grande storia e continuiamo a far parte di questa storia del Corpo degli Alpini, che quest'anno ricorrono i 150 anni dalla fondazione del Corpo degli Alpini. Paolo, non ci sono più i confini, ormai adesso si parla di Gorizia e Nuova Gorizia praticamente ogni giorno. 2025 Gorizia sarà capitale europea della cultura. È passata di acqua sotto i ponti. Sì, tantissima veramente, e soprattutto abbiamo fatto dei grandi passi in avanti nel rispetto di quelle che sono le caratteristiche e le peculiarità del popolo nostro, ma anche del popolo sloveno. Oggi si parla in termini di fare tutta una serie di attività e di iniziative, e questo importante riconoscimento, l'aver concesso a Nova Gorizia e Gorizia di poter rappresentare la capitale europea della cultura nel 2025, io auspico che sia veramente un momento che possa ridare a Gorizia quella dignità che ha sempre avuto in questo periodo per tutta una serie di motivi, e un po' che deve riprendere ad avere un suo ruolo importante nel nostro tessuto importante. Senti, poi vado da Aviani. Mentre tu parlavi pensavo alla mano di Mattarella con la mano del presidente Pahor. È stato un grande segno di rispetto tra 2 grandi presidenti e tra 2 grandi popoli, e soprattutto un grande segno di apertura e di prospettiva, che deve essere ovviamente consolidato anche attraverso quelle che saranno le azioni pratiche che dovranno poi essere, come si dice, improntate alla collaborazione e a quello che dovrà essere il futuro anche della nostra città e non solo. In diretta, come faccio di solito, a Rimini cercherò di darvi il 5 quando passerete, perché mi piace farlo. Tu sai, e qui sposo in pieno quello che diceva Dante prima, è da anni che aspettiamo. Io spero che tu prima o poi nei tuoi bauli riesca a trovare il cappello, se no Aviani si è già impegnato a dartene uno. No, ho fatto una promessa, cioè dobbiamo trovarlo. Appunto, no, perché se no... Dimmi scusa. Quelli seri, ti troverò un cappello, però un cappello storico. Guarda, io ti do il cappello di un grandissimo alpino che non c'è più, e che sua moglie, mi vengono le lacrime, sua moglie quando c'è stato il funerale, immediatamente dopo me lo ha consegnato e mi ha detto: il figlio maschio che non ho mai avuto, il cappello suo, Giorgio Nenzi da Conegliano. Io ti do quello, se lo perdi. Se dovesse succedere qualcosa a quel cappello, non faccio più trasmissioni, l'abbiamo capito, ma comunque sarai lì vicino, appena finita la donata te lo riconsegno, quindi sì, ecco, sfila con te, caro. Allora Paolo, io credo possiamo chiudere. La Miscoria mi dice che possiamo andare in pubblicità, e quindi noi andiamo in pubblicità perché c'è questo Merlin dannata che ci aspetta. Sesta parte e ultima purtroppo, perché mi piacerebbe ancora raccontare molte cose di questo mondo alpino che io amo da tanto tempo, tranne il fatto che non metto il cappello alpino, però il buon Aviani, quindi lo indosserò durante la donata di Rimini. Allora, il brano, attenzione, a me piacerebbe tanto Ai Preat.
No, io preferirei proporvi Cercheremo. Allora, vedete la maestra democratica, a me diciamo che ha messo un po' di zucchero, vi garantisco che quest'uomo che è? Buonasera, io sono Mario. Ecco, Mario, un nome particolarmente diffuso in Italia, lei si è rivolto in maniera quasi col cappello in mano dalla maestra e quindi lei ha proposto... In ginocchio come ci si deve rivolgere a una signora, no? Sì, sì. Ho pensato che sarebbe stato indicato proporre, cantare, interpretare ai Preat anche per il periodo che stiamo vivendo. Sì. Ha detto no, io c'ero, l'ho sentita nella pubblicità. Però anche il brano che andremo a interpretare ha un significato importante per gli alpini, ha un significato legato al ricordo. Come si chiama? Cercheremo di Marco Maiero. Cercheremo di Marco Maiero. Sorride la maestra, io mi siedo, mi accomodo, non do fastidio e quindi andiamo con Cercheremo. Cercheremo la montagna più lontana dal sentiero e scopriremo ancora fiore nascosto alla tua mano e canterà nel cuore l'incanto dei ricordi. Cercheremo, cercheremo finché il cuore capirà, finché il cuore capirà. Cercheremo i nostri sogni dentro i campi lungo il fiume e ascolteremo ancora voci di un tempo ormai perduto e canterà nel cuore l'incanto dei luciani. Cercheremo, cercheremo finché il cuore dormirà, finché il cuore dormirà. Grazie al coro Picozza, io adesso vado da questa parte, quindi guadagno il fondo di questa sala e vado da il presidente della sezione di Pordenone Merlin. Allora Merlin, voi che anno era quando c'è stata la dunata a Pordenone? 2014, tanto buonasera a tutti, 2014, maggio 2014. Quanta grandine? Ma a dire la verità siamo stati così ospitali noi Friuli Venezia Giulia che l'abbiamo tenuta tutta per noi, è una parte anche di Veneto, quindi dai, però la mattina è stata una bella giornata e quindi è stata veramente una magnifica esperienza sia organizzarla ma anche viverla in tutto e per tutto. Senti, che consigli ti senti di dare al presidente Soravito, visto che di fatto la dunata il prossimo anno si fa a Udine? Ma io non credo che Dante abbia bisogno di grossi consigli, nel senso che la macchina organizzativa ormai credo che sia già super avviata, anche perché con i 2 anni della pandemia e quindi è stato, si è stata spostata per motivi ovviamente indipendenti da noi, però penso che Dante insomma abbia ormai messo tutti i tasselli al suo posto. Dante lo conosco da una vita, tra l'altro anche lui un guastatore, quindi non ho dubbi che farà le cose fatte bene. Ecco, una cosa che non ti faceva dormire nel 2014? Ma sinceramente no, io in quell'anno mi era stata data l'organizzazione delle mostre e della filatelia. Devo dire che grazie all'impegno di tutti quanti, anche amici come Guido Aviani, come Francesco Comoretto, Mattia Uboldi e molti altri, siamo riusciti a organizzare se non mi ricordo male, erano 12 mostre sulla storia degli alpini, delle truppe alpine, e quindi sono state molto visitate ed è stato un successone. È stato un successo anche la filatelia, è andata oltre ogni previsione. Ecco, l'unico
consiglio, se Dante mi permette, ecco, quello di replicare quello che abbiamo fatto noi, cioè un francobollo con il logo della Dunata, qualcosa che ricordi la Dunata. Noi in quell'anno l'abbiamo fatto fare dalle poste austriache, perché nel 14 ricadevano anche i 100 anni dell'inizio dell'entrata in guerra dell'Austria, perché in Italia purtroppo è difficile fare un bollo dedicato, mentre in Austria e in Slovenia è molto più facile, cioè in poche parole basta ordinarlo e ti arriva. Ecco, questa qua è l'unico consiglio che mi sento di dare a Dante e a chi organizzerà la filatteria, perché è stato veramente un successo quel francobollo lì, perché abbiamo dovuto fare 3 ristampe, quindi è stato veramente... Quanti ne sono stati distribuiti? Tantissimi, adesso il numero non mi ricordo, però siamo sui, se non mi ricordo male, siamo sui 7.000 cofanetti. Quindi il cofanetto aveva dentro 6 cartoline. Noi avevamo fatto 3 annulli postali, uno del venerdì, uno del sabato e uno della domenica. Quello del venerdì era a forma tonda, quello del sabato a forma ellittica e quello della domenica a forma quadrata. Senti Merlin, io ti ricordo a Trento, ad Asiago, i nostri faticosi rientri. Sì. Diciamo che la Dunata è la Dunata, quest'anno io credo che sarà una Dunata molto partecipata. Il sentore che ho io nella mia sezione, noi dalle prenotazioni che ci sono arrivate, perché comunque io mi faccio mandare sempre la previsione di afflusso, siamo dai 1.800 ai 2.000, quindi siamo sui numeri pre-pandemia, ma forse anche qualcosa in più. Se devo pensare al mio gruppo, siamo in più rispetto a 2 anni fa, quelli che avevano prenotato 2 anni fa. Probabilmente sarà anche la voglia di stare assieme, la voglia che manca, la voglia che veramente ci manca, questa socialità che per noi alpini era la base della vita sociale ed anche del nostro associazionismo, e quindi credo che ci sia veramente voglia di tornare a fare festa, di aiutare la città che ci ospita, ma soprattutto voglia di farci conoscere, di farci vedere chi siamo, che siamo delle persone che si danno molto da fare, fanno molta solidarietà. Senti, non c'è volta che io e questo signore ci vediamo abbastanza spesso, non nomini Ilario Merlin. Le piastrine. Questo è stato un lavoro che avete fatto anche nella non lontanissima Albania. Sì, allora io e il mio fratello alpino Guido Aviani, io penso che ci sono dei periodi dell'anno in cui vedo più lui che non la mia famiglia. Noi abbiamo fatto una ricerca assieme anche all'ufficio storico del Ministero, assieme anche al Ministero della Difesa. Siamo riusciti per il momento a recuperare alcune salme di nostri caduti in Albania. Sappiamo anche chi sono, purtroppo sappiamo che là ce n'è ancora qualcuno, perché è la cosa triste, come ho già detto, è che di questa persona ha i 3 figli ancora vivi e noi non possiamo, perché non siamo titolati, dire a queste 3 persone che loro padre l'abbiamo trovato ed è sepolto là. Loro probabilmente pagherebbero, non dico con la vita, ma pagherebbero oro per poter portare a casa il corpo del papà e poter dire quelle preghiere che non hanno potuto fare per tanti anni. Il nostro auspicio è quello che si riesca finalmente ad aprire questo canale preferenziale tramite l'associazione, da poter andare là e portare a casa questi nostri valorosi che hanno dato la vita per la patria, insomma. Grazie Merlin, ti facciamo un applauso. Quindi io voglio chiudere, poi ci saluteremo con Soravito che è laggiù che mi aspetta, un brano che voglio dedicare agli alpini che sono andati avanti tanti anni fa, quelli che sono andati avanti a causa del Covid, e quindi come è stato segnalato più volte alla Dunata mancherà qualche penna nera, ma e ovviamente un pensiero anche a chi per paura, e quindi la paura va sempre presa in considerazione e rispettata. A Rimini non potrà esserci, e quindi la Dunata, se vorrà, potrà vederla sul nostro canale, visto che saremo in diretta. Quindi a loro che brano dedichiamo, maestra? Stelutis Alpinis. Se tu ex astuta
Molto bene. Allora, si chiude qui la puntata dello Scrigno, non mi resta che darvi appuntamento alla prossima puntata che sarà martedì e che dedicheremo probabilmente ancora agli alpini. Soravito, grazie di cuore per l'ospitalità e per il supporto. No, grazie di cuore per l'ospitalità, la dobbiamo dire al capogruppo Pascolo, al gruppo di Udine Sud. Un sentito ringraziamento di nuovo al coro Picozza per le cante che ci hanno fatto sentire. Un ringraziamento a Telefriuli per averci dedicato questa trasmissione. Un grazie ovviamente agli altri colleghi presidenti della Regione Friuli Venezia Giulia e a tutti gli alpini che hanno partecipato. Un sentito grazie a Ilario Merlin per i suggerimenti che ci ha dato. Comunque, da guastatori abbiamo già messo in campo ovviamente la nostra commissione, che è composta da una trentina di persone tra le varie sottocommissioni. C'è anche quella ovviamente della filatelia, commissione che è guidata da Franco De Fent. Un'ultima cosa, considerato il fatto che siamo negli anniversari, il venerdì 20, 21 e 22 maggio a San Giovanni a Natisone si ricordano gli 80 anni della partenza delle tradotte con gli alpini della terza divisione Giulia per quella tragica avventura nella terra di Russia. Quindi chi può partecipare almeno il 22 di maggio a San Giovanni a Natisone per questa ricorrenza, per ricordare tutti quei caduti, sfortunati ragazzi che purtroppo non sono tornati a baita. E quindi prendetevi nota, 22 di maggio, San Giovanni al Natisone, questa ricorrenza che appunto ricorda quei tragici eventi. Grazie di cuore, un saluto alla nostra Chiara Miscoria, alla prossima ovviamente su Telefriuli, che ricordo sempre, lo vedete sull'11, quindi 2 volte numero 1. Arrivederci.